Noi chiediamo il Green Pass anche per i genitori che fanno l'inserimento all'interno dei nidi e delle scuole dell'infanzia. Green Pass obbligatorio anche per i genitori che dovranno accompagnare i figli e seguire l'inserimento nei primi giorni di asilo nido e scuola materna, un obbligo che riguarda le strutture comunali di Padova, 18 nidi, 10 materne in tutto in città per un totale di circa 1750 bambini. Ieri ci sono state le riunioni dei genitori con le insegnanti, non sembra che, tranne qualche caso di protesta, insomma, non sembra che ci siano state grosse espressioni di contrarietà. Speriamo che sia compreso anche l'intento, perché il nostro intento non è quello di controllare la popolazione, ma è quello di salvaguardare i piccoli. Il Green Pass inoltre è obbligatorio per tutto il personale scolastico di ogni grado, dai docenti al personale ATA agli addetti alla mensa. Il comune di Padova ha assunto 15 persone a tempo indeterminato e 70 a tempo determinato per coprire eventuali sospensioni. Ancora non si conoscono però i numeri dei docenti Novax, si scoprirà tutto ad inizio anno scolastico. Finché non si instaura la piattaforma governativa che ci manda i report giorno per giorno di chi è a posto e di chi no, noi dobbiamo controllare il Green Pass di tutte le persone, per cui lo sapremo domani. Certo che se qualcuno non è disponibile a mettersi in regola, scatterà la sospensione di 5 giorni prima, dopodiché ci sarà sia la multa di 400 euro sia la sospensione a tempo indeterminato finché non si rimettono alla pari.